Bentrovati con questo speciale dedicato all'acqua preziosa della Pedemontana Veneta, un progetto di marketing turistico e territoriale del territorio dell'Alto Vicentino Pedemontano, sviluppato dall'Organizzazione di Gestione della Destinazione Pedemontana Veneta e Colli sul tema dell'acqua. Una risorsa da salvaguardare e tutelare perché è preziosa da diversi punti di vista, anche da quello turistico. Infatti lungo vari corsi d'acqua, lungo vari fiumi montani e pedemontani come l'Astico, il Posina, il Leugra e l'Igna, si trovano numerosi punti di interesse naturalistico e turistico che ogni anno attirano moltissimi visitatori e che in parte vi faremo vedere con questo speciale. Uno speciale nel quale quindi seguiremo l'acqua e faremo un po' un percorso a ritroso di quel ciclo che le permette di arrivare quotidianamente nelle nostre case. Allora andiamo a scoprire quindi il progetto L'acqua preziosa della Pedemontana Veneta, come detto un progetto promosso dall'OGD Pedemontana Veneta e Colli con il coinvolgimento attivo delle amministrazioni locali e delle popolazioni rivierasche locali. Cominciamo quindi dalla pianura, ci troviamo nella zona compresa tra due ville, Villa Verla e Caldogno, precisamente siamo all'interno dell'oasi naturalistica delle Risorgive del Bacchiglione, un'area che è gestita da Viacqua, della quale è presidente Giuseppe Castaman. Ben trovato. Ecco, Giuseppe Castaman mi stava definendo questa zona proprio come la fabbrica dell'acqua, perché effettivamente è un punto molto importante per i territori non solo del Vicentino ma anche del Padovano. Questa non è semplicemente la definizione fabbrica dell'acqua, ma una realtà vera e propria. Qui siamo in una delle più grandi oasi naturalistiche delle Risorgive d'Europa, è la seconda esattamente, e storicamente fornisce l'acqua per una buona parte del Vicentino e del Padovano. Questo connubio Vicenza-Padova è nato alla fine dell'Ottocento. Padova ha la proprietà del Comune di Padova del centro idrico di Nuovoledo, fornisce l'acqua alla città e anche all'area termale, insieme costituiscono questo unicum di circa 50 ettari, suddivisi quasi equamente tra Vicenza e Padova, e francamente è un luogo in cui la natura ha saputo conservarsi e tutelarsi. Adesso spetta a noi continuare questo lavoro di tutela, di valorizzazione di un bene prezioso come l'acqua, ma vorrei dire anche di un ambiente naturale sempre più apprezzato. Infatti qui si capisce proprio l'importanza quindi di preservare il cosiddetto oro blu, quindi ecco Viacqua che visione ha per quanto riguarda questo tema? Questo è un luogo sicuramente che ha avuto l'impronta dell'uomo, un luogo antropizzato, si vedono ancora i resti, non è archeologia industriale ma di attività economiche che sono sviluppate nella seconda metà del Novecento, legate all'allevamento delle trote, e che hanno trasformato questo luogo. Fortunatamente questo luogo è stato trasformato ma non annullato, e piano piano, anche con l'aiuto della provincia che circa più di 10 anni fa ha fatto un'operazione molto importante di acquisizione di quest'area, e poi l'area è stata ceduta come gestione a Viacqua che ha la possibilità di gestirla fino al 2036. Bene, in quest'area noi abbiamo sviluppato una progettualità. La progettualità per farla conoscere innanzitutto, perché non tutti la conoscono, di valorizzarla, di diventare anche un luogo simbolico della sostenibilità, della transizione, dei cambiamenti climatici, di tutto quello che serve per educare il cittadino, fin da piccolo, ma anche quelli un po' più grandi, all'importanza dell'acqua e tutto quello che gioca con l'acqua. È diventata una questione centrale. Se ne parla, ahimè, solamente quando c'è la siccità, invece è un tema centrale per la vita quotidiana, per la vita economica, non solamente del singolo, e sarà sempre di più uno dei temi che caratterizzeranno anche l'economia, non solamente la coscienza ecologica, ambientale di ognuno. Molto importante anche il progetto del Parco dell'Acqua, ce ne vuole parlare? Certamente, Vicenza e Padova tornano anche a parlarsi, perché queste sono state due aree che hanno avuto una vita autonoma, possiamo dire. Assieme all'altro gestore dell'area padovana, che è Acegas APS Gruppo Era,
abbiamo definito un accordo sottoscritto alla fine dell'anno scorso per creare questo grande parco dell'acqua. Sono 50 ettari gestiti di comune accordo tra Viacqua e Acegas APS, che diventano spazi aperti di conoscenza, di formazione, di sensibilità, di educazione, ma vorrei dire anche di formazione, no? Io vorrei ricordare che questa è un'area che ha visto il passaggio di migliaia di studenti, collaborazione di scuole, abbiamo un importante progetto educativo formativo, ma anche abbiamo allacciato rapporti col mondo universitario, non solamente quello della ricerca spicciola, ma anche per veri e propri corsi di laurea in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Proprio qualche settimana fa ha gestito degli stage dello UAV di Venezia legati al design industriale applicato a un'area naturalistica. Quindi sono progettualità che servono per far parlare di questa area, ma soprattutto farla conoscere e diventare più coscienti del mondo in cui viviamo e dell'importanza di queste risorse naturali. Infatti oggi si è sviluppata veramente una coscienza ambientale, c'è chi vuole proprio saperne di più, quindi abbiamo parlato di iniziative per le scolaresche, per i ragazzi, per quanto riguarda la formazione, ma anche a chi vuol venire qui trova comunque degli approfondimenti e delle iniziative. Noi in quest'area abbiamo da tempo dei percorsi guidati per conoscerla, quindi ogni singolo, ogni famiglia può fare delle visite nelle varie parti dell'area, perché non tutta è visitabile autonomamente, anche per questioni naturalistiche, chiamiamo così, e anche di controllo. Però quello che è importante è che è un'area che è diventata un luogo per incontrarsi e a parlare di alcuni temi. Non a caso questa primavera noi abbiamo fatto il primo ciclo di incontri chiamati Risorgive per la cultura della sostenibilità, che sono stati 6 incontri molto frequentati. Abbiamo aperto con il climatologo Mercalli, abbiamo chiuso con Federico Faggini, intelligenza artificiale applicata anche all'ambiente. Insomma, sono stati dei momenti importanti che hanno richiamato molti cittadini per conoscere e apprendere cosa vuol dire anche gestire le risorse naturali in questa epoca. Grazie Presidente, il nostro viaggio per adesso Grazie continua. a voi, buon viaggio nell'acqua. In ottica di turismo ambientale e sostenibile, il progetto L'acqua preziosa della Pedemontana Veneta permette anche di osservare la derivazione dell'acqua e delle rogge che richiamano la tematica dell'archeologia industriale, un fenomeno molto importante per lo sviluppo economico di questo territorio. Lungo molti canali e molte rogge si possono infatti trovare diversi edifici di archeologia preindustriale e industriale. Un esempio è proprio la città di Thiene. A tal proposito mi sono proprio spostato a Thiene, precisamente davanti alla chiesetta di San Rocco, e qui incontro l'assessore al turismo Marina Maino, proprio per parlare quindi di come l'acqua abbia effettivamente contribuito allo sviluppo economico di questa realtà. Sicuramente l'acqua è stato un fattore fondamentale per il nostro territorio. Sappiamo infatti quanto importante sia l'acqua nella produzione dell'energia e fin dalle epoche antiche avere la possibilità di poter utilizzare e usufruire di torrenti e di acque permetteva appunto l'insediamento di attività non solo agricole ma anche di attività artigianali e poi industriali, e quindi nella cittadina di Thiene erano presenti 2 corsi d'acqua che però non avevano una portata regolare, no? Stiamo parlando della Rozzola e del Rostone, e quindi il fatto che a momenti fossero caratterizzati da eccessive piene oppure da momenti di totale secca portava delle enormi difficoltà agli agricoltori e ovviamente alle piccole botteghe degli artigiani, e quindi i cittadini tienesi decisero nel 1276 di sostenere un progetto imprenditoriale e infatti decisero di realizzare la cosiddetta Roggia Verlata, che deve il suo nome proprio a 3 fratelli, il fratello Verla, Ottobello e Angelo, che permisero ai tienesi appunto di
scavare questo nuovo corso d'acqua, questa roggia, e grazie anche al consenso che ottennero all'epoca dal signore di Sarcedo, un certo Marcio da Montemerlo, l'acqua dell'Astico riuscì ad arrivare nel territorio tienese, nel basso territorio delle campagne dei cosiddetti Pranovei, e da qui proprio la zona dei Pranovei, che fa parte della zona di Rozampia attualmente, si sviluppò un piccolo agglomerato urbano e anche delle attività artigianali. Ricordo infatti che il toponimo Rozampia deriva proprio da Roggia Ampia, quindi Rozampia. E grazie al successo di questo primo esperimento, i tienesi poi decisero nel 1281 di addentrarsi in un'altra impresa, cioè costruire un altro corso d'acqua. Quindi oltre alla Roggia Verlata fu costruita la Roggia Tiene. La Roggia Tiene che attraversa Tiene da nord a sud, mentre ricordo la Roggia Verlata attraversa Tiene da est ad ovest. E cosa fecero allora i cittadini tienesi? Fecero degli accordi con i conti Maltraverso, chiesero l'autorizzazione al Consiglio di Vicenza, ottennero tutte le documentazioni, le autorizzazioni necessarie, e quindi nel 1281, come dicevo prima, circa 500 uomini in 15 giorni circa, dicono le fonti storiche, riuscirono a costruire, a scavare 15 chilometri di roggia dal nord, quindi dal territorio di Sant'Orso, a nord di Sant'Orso, dal torrente Timonchio, per derivare un corso d'acqua che attraversasse tutta Tiene. E quindi i tienesi sono abituati a vedere questo corso d'acqua che attraversa la nostra città da nord a sud. Alcune parti sono ancora visibili, altre sono interrate, e lungo questo corso si svilupparono tutta una serie di attività artigianali e poi industriali. Una storia e tanti luoghi da scoprire dunque. Assessore, ci può dare quindi qualche suggerimento su dove andare a Tiene per vedere esempi di archeologia industriale legati all'acqua? Sicuramente ce ne sono moltissimi esempi di archeologia industriale. Io suggerirei al visitatore di partire dal vicolo Malcantone con l'anificio Ferrarin, per poi proseguire alla Filanda Rossi, continuare in quello che era il percorso che vedeva la costruzione del mulino dei Bei, e poi il nostro castello Colleoni Tiene, dove appunto c'è la roggia che lo attraversa completamente. Scendere poi per via De Muri, dove si trova un'altra filanda della proprietà della famiglia Rossi, fondata sempre, e poi il visitatore che percorre questa via vede anche una ciminiera. Era la ciminiera dell'opificio della conceria Munarini. Si entra in Parco Chilesotti, dove c'era appunto una fabbrica antica, e si arriva alla fine in via San Rocco, dove c'è il famoso esempio di archeologia industriale rappresentato dal bottonificio Facchinetti, che si trova appunto nelle vicinanze anche di una bellissima chiesetta del Seicento, la chiesa di San Rocco, che era dedicata appunto a uno dei due santi che si invocavano per essere protetti dalle epidemie. Infatti San Rocco, che è una chiesa del Seicento, nasce nel luogo che i tienesi conoscono come il Pra dei Morti. Era un lazzaretto dove venivano portati gli appestati. Che è proprio la bella chiesetta alle nostre spalle. Assessore, per concludere, so che anche voi state valorizzando proprio un percorso legato all'acqua. Sicuramente l'assessorato al turismo sta riscoprendo questi luoghi di archeologia industriale che magari il pubblico conosce poco, ma che vale la pena invece di visitare e di conoscere appieno. Stiamo appunto predisponendo come ufficio e assessorato al turismo i luoghi dell'acqua, legati quindi anche alla riscoperta delle fontane e dei luoghi di fede, perché lungo questi corsi d'acqua non c'era solo archeologia industriale, ma anche esempi della fede dei
i cittadini tienesi. Grazie Assessore, allora abbiamo dato altri suggerimenti ai nostri telespettatori, ma è arrivato il momento di proseguire il nostro percorso. Ci siamo spostati adesso nella fascia montana, continuiamo a scoprire posti stupendi e questo sempre grazie al progetto L'acqua preziosa della Pedemontana Veneta. In questo momento mi trovo precisamente ad Arsiero presso la Pria e qui ho trovato Nicolas Cazzola, il presidente dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli, proprio per quindi parlare di questo progetto che ci sta veramente facendo scoprire, come detto, posti incantevoli seguendo proprio l'acqua. E questo è proprio l'obiettivo del progetto. L'acqua è vita, l'acqua è natura, l'acqua è sostenibilità, l'acqua è inclusione e proprio grazie al filone dell'acqua vi portiamo alla riscoperta del territorio della Pedemontana Veneta. E in questo territorio è possibile camminare, è possibile andare in bicicletta e pensiamo proprio all'acqua che scende dai massicci montuosi come il Pasubio, come il Novegno, come il Summano o come l'Astico, scende in una sorta di danza e attraversa comuni, attraversa territori e una sorta di danza tra passato e presente e raccoglie quelle che sono le storie e le tradizioni delle persone che ci abitano. Anche tramite questo speciale stiamo quindi scoprendo diversi posti incantevoli, però ce ne sono veramente tanti in questo territorio, quindi si può scegliere veramente tra una vasta gamma di itinerari turistici. Ad esempio, se partiamo da Valli del Pasubio possiamo osservare la cascata di Brazzavalle o percorrere la via dell'acqua, poi scendendo verso la pianura arriviamo a Torre Belvicino, ma possiamo vedere anche come l'acqua viene utilizzata nelle fonti, viene imbottigliata e distribuita in tutto il mondo. Qui siamo lungo l'Astico, dove prende appunto il nome la Val d'Astico, la Valle dell'Astico, e l'Astico scende verso la pianura, ci regala delle cascate, dei gorghi meravigliosi, dei paesaggi meravigliosi, ci regala oasi come queste dove è possibile balneare, ma ci regala laghi e laghetti come quelle di Laghi e di Posina, ci permette anche la pesca sportiva, ci permette di camminare lungo gli itinerari, ci permette di andare in bicicletta, di andare con le bike e di percorrere anche quegli itinerari che hanno ispirato autori come Fogazzaro. E poi anche perché oggi c'è sempre più una maggiore coscienza legata all'ambiente, la gente è sempre più attenta alla sostenibilità e soprattutto alla salvaguardia del cosiddetto oro blu, quindi è anche importante proprio conoscere proprio la vita e il percorso dell'acqua. Questo progetto ci permette proprio di offrire una particolare attenzione al nostro territorio, di salvaguardarlo e di far conoscere l'acqua come fonte di vita. Per concludere, chi volesse approfondire ulteriormente la proposta degli itinerari turistici legati anche in questo caso al progetto dell'acqua, dove può trovare ulteriori informazioni? Tutti gli itinerari, tutti gli eventi, tutte le storie che vi abbiamo raccontato le potete trovare sul nostro sito internet www.visitpedemontana.com. Grazie Presidente, noi continuiamo a seguire il percorso dell'acqua. Continuiamo a scoprire le bellezze del territorio alto vicentino pedemontano, sempre seguendo l'acqua grazie al progetto della OGD Pedemontana Veneta e Colli. Mi sono spostato adesso a Velo d'Astico, precisamente dentro la splendida settecentesca Villa Velo, e qui ho trovato Martina Polelli, la vicepresidente proprio dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli. Quindi grazie a questo vostro progetto l'acqua si rivela una risorsa molto importante anche per quanto riguarda quindi la valorizzazione di questo territorio e anche della sua storia, perché questo territorio è veramente ricco non solo di natura ma anche di tanta storia. Esatto, l'acqua è un elemento molto importante, essenziale, e Velo d'Astico ha una risorsa idrica da scoprire. Se vogliamo parlare di turismo o di ecoturismo in questo caso, dobbiamo pensare che la valorizzazione di un territorio va di pari passo con la valorizzazione di un elemento essenziale e fondamentale, quello che è l'acqua. E a Velo d'Astico ci sono tanti luoghi legati all'acqua, basti pensare alle sorgenti, abbiamo le fontane di Meda che sono una fonte molto importante legata alla storia della Grande Guerra. Si trovano in un punto dove veniva combattuta proprio la guerra, la linea di massima resistenza tra Poggio Curegno e il castello di Meda, fontane tra l'altro recentemente ripristinate e pulite da 4 volontari del paese. Abbiamo in Villa Montanina la fonte Modesta e fonte Riderella, raccontate
da Antonio Fogazzaro, Villa Montanina voluta da Antonio Fogazzaro e poi acquistata e recuperata da Monsignor Francesco Galloni, l'Angelo del Pasubio. Abbiamo la sorgente della Strenta che si trova nel punto più a nord del nostro comune, tanti luoghi decantati anche da grandi personaggi. Pensiamo al maestro Dino Stella che ha scritto un canto, Sorgente delle Acque, pensiamo al soldato Carlo Piero Giorgi, diventato poi compositore e direttore d'orchestra. Lui è stato mandato qua durante la Grande Guerra, si è innamorato della valle, ha scritto un poema sinfonico dedicato alla Montanina e alle sue fonti. Abbiamo qui a Villa Velo questa fontana, questo laghetto, abbiamo poco più su la peschiera, c'è la pesca sportiva qui accanto, quindi tanti luoghi che a Velo d'Astico, grazie all'acqua, possono raccontarti di Grande Guerra, storia, letteratura, musica, arte, ambiente e tanto altro. Insomma Martina, come mi dicevi prima di registrare l'intervista, qui si può vivere proprio un'avventura culturale naturalistica che grazie all'acqua apre la mente e consente di vivere esperienze che vanno oltre la classica immagine da cartolina. Quindi ancora una volta un invito a venire a scoprire questi splendidi posti. Intanto noi continuiamo la nostra visita. Grazie Martina. Grazie. Adesso siamo arrivati al punto più alto del percorso che abbiamo effettuato con questo speciale. Siamo arrivati infatti a Valdastico e qui ad accoglierci ho trovato Nicola Sella, il vice sindaco proprio di Valdastico. Quindi abbiamo visto proprio il percorso dell'acqua e siamo proprio arrivati quindi dove nasce. Certo, e appunto ci troviamo a Valdastico dove il nostro comune prende proprio il nome dal torrente che lo percorre, che è il fiume Astico. Questo torrente nasce in Trentino Alto Adige, di preciso a Folgaria, poi scende lungo i due comuni che ci precedono, l'Este Basse e Pedemonte, fino ad arrivare a Valdastico e poi proseguire verso la pianura. Questo fiume è sempre stato sfruttato, nel senso buono del termine, da una serie di imprenditoria a partire dagli anni 70, quelle delle falegnamerie, delle segherie, che appunto sfruttavano l'acqua, grazie alle turbine, per fare appunto questa lavorazione del legno. Chiaramente poi le diverse energie rinnovabili sono cambiate, quindi queste aziende non ci sono più, però ha dato vita ad altre aziende che sono quelle della trotticoltura, che ne abbiamo più di una presente qui nel nostro territorio, che fanno sia selezione e ripopolamento del fiume dei nostri pesci autoctoni e anche vendita in tutta Italia dei vari prodotti, quindi trote, salmerini, abanotti e via dicendo. Le due trotticolture sono Trotticoltura Sella e Trotticoltura Stefani, che queste due appunto fanno ripopolamento e vendita al dettaglio ai clienti in tutta Italia, e poi hanno aperto anche da qualche anno un chiosco che è frequentabile anche dalle famiglie ed è di passaggio dalla famosa ciclopedonale che viene su dal fondovalle fino al Trentino, che appunto lì si può fare azioni di pesca e anche di picnic e di ristorazione. Quindi insomma l'acqua come anche opportunità di business e proprio come motore anche per l'economia locale. Oltre a questo anche una forma di energia rinnovabile è quella delle turbine che sono presenti lungo il fiume, che generano corrente appunto in questa forma chiamiamo libera attraverso l'acqua. Insomma abbiamo visto l'acqua come opportunità di economia, ecco poi chiaramente in questo territorio si possono anche praticare attività sportive. Certo, sono numerose le attività che si possono svolgere all'interno di questo comune, a partire appunto dalle camminate, delle escursioni lungo i nostri sentieri, i nostri boschi. Abbiamo da 5 anni circa inaugurato anche una delle famose ferrate d'Italia, che è la Via degli Anelli delle Anguane, che viene frequentata giornalmente da turisti sia italiani che esteri, quindi è un nostro vanto insomma avere questa struttura, ma oltre a questo ci sono tutta una serie di sentieri percorribili da valle fino alla montagna che sono attrezzati sia per famiglie che anche per escursionisti esperti. E dal centro di Valdastico, vicino alla fontana delle Anguane, siamo infatti in prossimità anche della ferrata Anelli delle Anguane, concludiamo questo speciale dedicato all'acqua preziosa della Pedemontana Veneta, progetto della OGD Pedemontana Veneta e Colli. Prima di salutarvi vi ricordo che troverete ulteriori informazioni su questo progetto sul sito della Pedemontana Veneta e Colli, www.visitpedemontana.com. Naturalmente ci sono anche i suoi canali social su Facebook e su Instagram. E allora con l'ulteriore invito da parte mia a venire a visitare questi splendidi posti vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione. Arrivederci.